Amici bellini, allora, questo video vi arriva, vedi che quando io mi sveglio, iscrivetevi alla tazza, un poco prima, non lo faccio questo video, se poi ci sono degli sviluppi, lo aggiorniamo insieme, perché striscioni sì, ma che il mercato è chiuso, cominciamo. Allora, ma chiaramente voi iscrivetevi, perché Goldrex l'abbiamo già salutato, si è bloccato di nuovo, iscrivetevi al canale per sbloccare questa situazione e io mi sveglio e vi chiedo dei like. Mi sveglio e vi chiedo dei like, perché il risveglio è stato un po' traumatico rispetto alle notizie che uscivano, notizie, chiamiamole notizie, insomma rumors, diciamo blog, diciamo post a chiappa-click, cioè si comincia con Mertens c'è negatività sul rinnovo. Benissimo, allora tutta quella positività che c'era prima dove la mettiamo? Dentro al cestino, negatività del rinnovo. Poi dice no, il mercato è ufficialmente chiuso. Notizie, ma come fa a essere chiuso? se se ne vanno tutti e non si sa che cosa, perché dopo con un Abrabam siamo pronti, lo facciamo, lo possiamo fare anche subito, un Abrabam tattico dove noi ci spostiamo col Bari. Però ci mettiamo in azzurro, con calma, ci mettiamo in azzurro e parliamo un attimo di questi giocatori che ci stanno, quelli che non ci stanno, quelli che partono, eccetera eccetera, perché mentre si dice così il mercato è chiuso, poi a Catavutuba, l'amico di Osimhen, il cugino, il fratello, non lo so, che ha sempre parlato e ci confermò anche all'epoca l'interesse del Napoli per Osimhen, che era ormai fatta, e ci dice guarda che quello se ne va già ci sono le offerte quest'anno, poi vediamo. Dice il Napoli è un club veditore o venditore, nel senso che vede le offerte che arrivano o che vende. Però nel frattempo ha parlato anche Osimhen alla radio ufficiale, l'intervista stamattina, io stavo dormendo ampiamente, tanto non serve a niente, però ci conferma, dice no, io li proviamo l'anno prossimo. Come ci proviamo l'anno prossimo con questa stessa squadra? Stiamo a posto, allora vuol dire che l'anno prossimo è l'anno buono. Non può essere nel momento in cui esce anche quello striscione alla quale diceva, chi diceva? Luciano Ligure, alla quale James forse, bisogna riflettere, perché è uno striscione non firmato da una delle due curve e questa già è una cosa particolare. Io poi live ieri vi ho detto è una situazione particolare, perché di solito il tifoso ultimamente, negli ultimi anni, non si è scagliato contro gli allenatori, e non ricordavo male, perché arrivano degli articoli dove si dice quanti striscioni contro gli allenatori, però no, non è proprio così, perché riporta l'atteggiamento non troppo simpatico eccetera eccetera, ma il primo striscione fu per Mazzarri, ma dopo il suo addio. No? Per come hai lavorato sei stato rispettato, ma per il modo in cui te ne sei andato mai sarai onorato. Però poi queste rime baciate come sono fastidiose. Va bene, questo per Mazzarri. Ma quindi quando se n'è andato, quindi delusione perché te ne sei andato. Benissimo. Benitez, dopo l'infatuazione iniziale, l'ultimo periodo della gestione sottolineato dalla curva. Mamma, questo è brutto proprio. Il tuo unico rimpianto è la mozzarella di bufala. Non impareremo mai. Poi anche con Sarri, lì ci fu amore totale con le curve. La contestazione fu quando vedemmo poi che andò alla Juventus, perché vedi Sarri, Gobbo, Madonna, la Juve ne hai dette tante, ma poi ti sei calato le mutande. Che poi è pure vero. Carlo Ancelotti, a Carletto, l'ultimo prescelto per prendere in giro tutti senza un vero progetto. Non è un attacco ad Ancelotti questo qua, è un attacco alla società. E quindi poi prima di Spalletti, Rino Gattuso, avete scelto una brutta strada, rispettate chi questa maglia la ama e vi paga. Questo è contro i giocatori, non è contro l'allenatore. Quindi calma quando si dice questa cosa, che mo tutti i tifosi del Napoli sono contro Spalletti, perché non è assolutamente vero. Si può chiamare bufala, si può chiamare illazione. Poi aspettiamo la risposta delle curve, una risposta ufficiale, perché non è chiaro. Non puoi firmare uno striscione e Mariol e fare questa cosa
pare che stai facendo una battuta. Guardate che è brutto proprio, e si conferma una città non facile così, e non è che così quando ti mostri così al mondo, poi dopo ma perché non dovrebbe venire Messi al Napoli? Non viene, ma non viene per molti motivi, ma anche per questo. Perché ho detto Messi, le cose imponderabili, un giocatore che magari sta in mezzo così, Parisi dell'Empoli, poi se Parisi dell'Empoli c'ha una doppia offerta, Napoli e Roma, preferisce andare a Napoli o a Roma? Non lo sappiamo, non lo possiamo sapere. Certo questi striscioni non aiutano, e certo queste situazioni non sono carine. Ora, se si dice che il mercato è ufficialmente chiuso, a porta chi ci mettiamo? Perché ho sentito, mettiamoci in azzurro prima di tutto, ho sentito che si vuole rinnovare Ospina e Meret. Questo è un nonsense, è un nonsense immediato. Prima di tutto perché Meret c'ha ancora anni di contratto e lui vuole rimanere con Ospina sempre davanti a lui, e Ospina vuole rinnovare perché Ospina è in scadenza. Ospina Meret, nonsense assoluto. Non credo che faccia il bene di nessuno questa situazione qua. A destra Malquit se ne va, e su questo non c'è dubbio. Di Lorenzo le gioca tutte, perché se non si compra nessuno il sostituto è Zanoli, e vabbè, ci può anche andare bene. Zanoli cresce poco sicuramente se Di Lorenzo le gioca tutte, però questa è la situazione. A destra confermiamo Rachmani, ok? E su questo stiamo abbastanza tranquilli. Però Tuanzebe non c'è più, uno va preso, quindi non può essere chiuso il mercato. Non può essere chiuso il mercato perché Luperto è Luperto dell'Empoli. Quindi uno va preso, non può essere chiuso il mercato. Ufficialmente chiuso cosa? K2 se non riceve offerte, e poi va sempre ricomprato Juan Jesus, che aveva un anno di contratto. Quindi non è chiuso niente, vediamolo, perché non ci sono ufficialità di nessuna sorta. Mario Rui, benissimo, anche se il procuratore dice fortissimo, ci sono offerte incredibili, non è detto che voglia rimanere. Gulam se ne va. Qua ci dobbiamo mettere Oliveira, ma ce lo mettiamo con Oliveira con un tanto di punto interrogativo, perché non è sicuro. Che cosa stiamo aspettando? Aspettiamo il finale del Getafe, va benissimo, e ci vuole qualcuno. Hickey, abbiamo capito, Parisi, abbiamo capito, tutte varie situazioni, tutte chiacchiere, e non lo sappiamo. A centrocampo Fabian, se non arriva un'offerta Fabian è uno di quelli che si trova, che andrà in scadenza l'anno prossimo, quindi ce lo mettiamo, ma ce lo mettiamo col punto interrogativo, perché probabilmente facciamo così: ci mettiamo Lobotka, che è più sicuro, con Fabian come punto interrogativo, perché non mica possiamo fare queste cose qua. Anghissà, benissimo, Anghissà, ma sempre col punto interrogativo, perché lo dobbiamo riscattare, e come suo sostituto ci mettiamo per ora Demme. A me Tameze del Verona piace molto, ma sono cose che non è detto che si faccia, eccetera eccetera. Dobbiamo capire sempre se giochiamo col sottopunto o con una mezzala, ma comunque c'è ancora Zielinski e c'è un sostituto che possiamo individuare in Elmas. Qua se non si muove niente, se non arrivano offerte, questi due sono sempre quelli là, perché qua Insigne non c'è più. Kvarazizio, ok, ma probabilmente anche Lozano, quindi intercambiabili, perché questa è l'unica cosa che il presidente ci ha confermato che esistono. E da quest'altra parte ci sta Politano, e ci sta un ass che però pare abbia mercato, non si sa, pare che stia più fuori che dentro, eccetera eccetera. In attacco, se vogliamo confermare Osimhen lo confermiamo. Osimhen, se non arrivano offerte particolari, eccetera eccetera, e il suo sostituto è Petagna in questo momento. Poi dobbiamo vedere se c'è Mertens, se viene confermato Mertens, perché noi salutiamo Insigne con tutto l'affetto possibile e immaginabile, ma contro il Genoa potrebbe essere l'ultima partita anche di Mertens. Sono sensazioni negative. Insomma ragazzi, questa squadra non è completa, questa squadra ci può riprovare l'anno prossimo, ma non è detto che va meglio di quest'anno. Io vi devo dire la verità, noi dobbiamo essere contenti. Ho capito la delusione, eccetera eccetera, ma arrivare terzi non è male. Svegliamoci dal sonno e pensare che noi siamo più forti del Milan, più forti dell'Inter. Non lo siamo. Io su questo sono d'accordo con Spalletti. Se evidentemente siamo arrivati dietro, e al di là di qualche rigore nella fase iniziale e di qualche situazione strana arbitrale, tutto mi è sembrato svolgersi in maniera anche abbastanza pulita. Ragazzi, questo è, e se sono stati in alcune occasioni più bravi loro, bisogna dirlo tranquillamente. E per quanto riguarda i vari
rinnovi, le parole di Perisic di ieri, tra l'altro partita che va vista e rivista proprio tatticamente, la Juve che recupera con coraggio, recupera lo svantaggio perché mette una punta in più, appena va in vantaggio mette un difensore in più e perdono. Non va bene più, non è più così, il calcio non funziona. È bellissimo che non ci sono delle verità assolute, ma è bellissimo vedere che quando diventi più difensivo la squadra avversaria sale la pressione e ti fanno il gol e guadagnano un rigore, guadagnano più corner e tu vai in difficoltà. È stato un momento per gli amanti della tattica secondo me bellissimo, al di là di chi ha vinto e di chi ha perso. E poi quei rigori li devi tirare anche così. Il rigore di Çalhanoğlu è qualcosa di fantasmagorico e quello di Perisic non è da meno, e le parole di Perisic alla fine ci devono far riflettere. Il rinnovo con i giocatori importanti, non aspetti fino all'ultimo momento, non devi parlare all'ultimo momento. Giustissimo, con i giocatori importanti tipo Dries Mertens non aspetti fino all'ultimo momento. Però vi voglio anche dire che Perisic magari non prova l'amore per Milano come Dries lo prova per Napoli, allora può essere pure che De Laurentiis stia facendo leva su questo amore che ha Mertens, con questo fatto che è nato il figlio qua, che lui sta bene, che accetterà anche qualunque altro sacrificio pur di rimanere, anche offerte non degne di lui, pur di rimanere e di continuare a stare in questa città. Questa potrebbe essere la nostra speranza, però le notizie, i rumors che arrivano in questi giorni non sono poi fantastiche. Vediamo un pochino se ci saranno degli aggiornamenti, voi me le fate sapere. Insomma, che stia a squadra, ma qualche cosa bisogna fare, perché io non credo. Adesso si parla di Oğlak, giocatore che si è parlato anche ieri se voi non vi vedete la live del Caffè Napoli TV non le sapete le cose. Giocatore molto interessante, giovane, di una potenza di gamba incredibile. Ovviamente Spartak Praga va rivisto nel campionato italiano, non si sa, però a me il campionato non sembra chiuso. Il calciomercato non mi sembra ufficialmente chiuso, non può essere, ci sono troppi dubbietti, giocatori che potrebbero avere delle offerte, poi vediamo sempre se arriveranno, perché adesso siamo arrivati in Champions, quindi qualche offerta in più potrebbe arrivare per qualcuno, ma ci sono ancora dei buchi incredibili, quindi non è chiuso proprio niente, non mi sembra chiuso proprio niente, e qualche cosa me la sto dimenticando. È chiaro, voi mi potrete dire ma torna Gaetano, torna Zerbin, va benissimo, ma sono seconde scelte. Io non credo che torni Gaetano e gli si affidi la numero 10 o la numero 24, sei il titolare quest'anno perché hai fatto un ottimo campionato di Serie B. Oppure si può anche fare, ma non mi venite a parlare di scudetto e di anno buono da New York, Valerio Fluido è tutto, ma che è tutto? Non è niente, non è praticamente niente, però voi mi fate sapere se escono nuove notizie, smentite delle curve, il Napoli che smentisce qualche tweet e dice ma voi che ne sapete, eccetera eccetera, me lo fate sapere e noi ci aggiorniamo, perché io vorrei vincere col Genoa per me. Non per la Salernitana, non per il Genoa, per me, anche per dare a Insigne una bella uscita, perché sarebbe poi triste, no? Fare la festa di Insigne con un risultato non positivo. Ci vorrebbe un gol di Insigne, magari un gol da sua azione, un gol di Mertens, 4-2-3-1. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credibili. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.